Benvenuti tifosi del Napoli. Mettete un like al video e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie riguardanti il nostro amato club. Forza Napoli! Gabriel Jesus è aperto a un trasferimento al Napoli dopo 4 anni all'Arsenal. Secondo Globo Esporte, il club partenopeo starebbe trattando per il trasferimento dell'attaccante brasiliano ai Gunners per almeno 20 milioni di euro. Gabriel Jesus e l'Arsenal. Il mercato estivo del 2026. L'attaccante, classe 1997, ha giocato da titolare solo 9 partite la scorsa stagione con i Gunners, un numero che spiega la sua apertura a una soluzione alternativa. Il Napoli rappresenta una destinazione prestigiosa per Jesus, dove potrebbe ritrovare la forma e la continuità di gioco. Le trattative sono già in corso. Secondo uno dei principali quotidiani sportivi brasiliani, l'Arsenal chiede almeno 20 milioni di euro per cederlo, cifra che gli azzurri stanno prendendo in considerazione. Gabriel Jesus ha giocato 4 stagioni all'Arsenal dopo essere arrivato dal Manchester City nel 2022. Prima di allora ha vinto 5 titoli di Premier League, una FA Cup, 4 coppe di Lega inglesi e 2 Supercoppe inglesi. Nel 2019 ha vinto la Coppa America con la nazionale brasiliana. Il suo curriculum testimonia una carriera costruita sulla solidità e sui risultati costanti. Quale valore aggiunto porterebbe? Un attaccante capace di coniugare una tecnica superiore con l'intelligenza tattica, con la capacità di muoversi negli spazi stretti e una mentalità di squadra. Esattamente ciò che serve a una squadra che vuole competere su più fronti. Jesus non è solo un attaccante, sa creare spazio per i compagni, pressare e recuperare palla di testa. Con Lucca e Lukaku tra i principali candidati a lasciare il club, la strada sembra puntare sul brasiliano. Il trasferimento di Gabriel Jesus al Napoli per 20 milioni di euro porterebbe un attaccante di livello internazionale in grado di alternarsi con altre opzioni offensive. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? È un buon acquisto per il Napoli? Oppure no? Lascia un commento al video e iscriviti al canale. Forza Napoli per sempre!